L'ospedale è stato destinatario di una cartolina d'auguri un po' particolare al dottor Valerio. Come azienda sanitaria, che provvedimenti e come vi state muovendo in questo senso? Ma credo che il dottor Valerio, perché è una cosa personale, dovrà fare sicuramente una denuncia contro ignoti. Io l'ho chiamata una vigliaccata, perché voglio dire, citare e scrivere questo a un valido professionista, che oltretutto è, oltre che essere un bravo professionista, è una persona umana che sa accogliere i pazienti e li sa seguire. Quindi io credo che a questo punto la persona che l'ha scritta è una persona deplorevole che non merita ulteriore pubblicità, perché credo che sia frutto di una mente sicuramente non a posto, tra virgolette. Io credo che questo episodio si debba chiudere e si debba pensare che ci sia la nostra solidarietà da parte di tutti, chi conosce il dottor Valerio, per questo valido professionista.